parliamo di stabilità. Da una parte abbiamo appunto questo patto di stabilità che sembra che tenga un po' in catene il Veneto, che potrebbe avere qualche risorsa ma non la può elargire, ecco, magari in tempi anche brevi. Dall'altra parte abbiamo invece un governo che purtroppo ha carenza di risorse in questo momento. Che cosa pensa di fare la Regione Veneto? Quali manovre adottare? Beh, la Regione si è già attivata per questo, ha messo a disposizione circa 40 milioni di euro per dare la possibilità a alcuni comuni di uscire dal patto di stabilità. Sono stati in un certo qual modo agevolati, sono state date le risposte a una sessantina, mi sembra, settantina di comuni. In futuro cercheremo di farlo anche con altri. Certo che anche la Regione è sotto ostacolo che è la normativa nazionale, non è che possa fare quello che vuole. Capisco che purtroppo da una parte ci sono delle esigenze di ridurre la spesa pubblica, ma dall'altra ci sarebbe anche la necessità di far investire a quei comuni che ne hanno la possibilità risorse che sono ferme nel cassetto e che potrebbero far girare l'economia. Ecco, abbiamo settori quali per esempio la formazione o anche l'edilizia che sono parecchio dipendenti dai fondi regionali, per cui abbiamo situazioni anche difficili come aziende che si vedono costrette purtroppo a chiudere i battenti o lavoratori che fanno fatica a ricevere lo stipendio. Beh, per quanto riguarda la formazione, anche con l'assestamento del bilancio adesso vengono messe ulteriori risorse. Abbiamo cominciato a discuterlo ieri in Consiglio e le prossime settimane siamo effettivamente tutti impegnati per approvarlo quanto prima. E per quanto riguarda l'edilizia, per cercare di dare un impulso abbiamo fatto il piano casa, abbiamo riproposto il piano casa per un altro biennio, visto i risultati del biennio precedente in cui nel Veneto ci sono state 22.000 autorizzazioni date con quella legge. Speriamo che anche per i prossimi 2 anni questo crei un movimento utile per quanto riguarda questa attività, per l'attività di questo settore che è effettivamente in crisi.